Crescono i morti e i contagi in Calabria, oggi 426 positivi in più e 13 le vittime. Il Cosentino è la provincia con più positivi. Torna in Calabria nelle vesti di nuovo commissario con ampi poteri, dovrà rimettere in sesto il malato sistema sanitario calabrese. Il rosso non è più il colore della Calabria. Il governo ha deciso che la regione, in virtù dei numeri che fa registrare e che non preoccupano, passa in arancione. Le scuole calabresi aprono ad elementari e medie in presenza, mentre i pediatri scrivono ai sindaci del Cosentino chiudete a dicembre. Intanto scoppia la polemica dopo la proposta del ministro De Michelis delle elezioni al sabato e alla domenica. Piazza a Catanzaro, le associazioni di categoria, movimenti e società civile per protestare contro la gestione dell'emergenza sanitaria ed economica. 5 milioni messi in dei bidoni interrati nel giardino di casa, la scoperta dei carabinieri nel corso di una perquisizione effettuata a seguito dell'arresto di 2 persone che trasportavano 17 kg di cocaina nella Locride. Quarto KO consecutivo per la Regina che perde di misura contro il Monza. Boateng si fa parare il rigore del raddoppio. Il Cosenza domani ospita la Salernitana. Buonasera ad Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, crescono i morti e i contagi nella nostra regione. Oggi sono 426 nuovi positivi e 13 le vittime. Il Cosentino è la provincia con più positivi. Cresce il numero delle vittime in Calabria, così come i contagi nelle ultime 24 ore, che sono 426, mentre sono 2.774 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 16.150, quelle negative 334.556. Preoccupano e non poco i casi di contagio di oggi nel Cosentino, ma vediamo come sono suddivisi nelle varie province: 241 a Cosenza, 49 a Catanzaro, 59 a Crotone, 6 a Vibo Valentia e 71 a Reggio Calabria. Diminuiscono i ricoveri ospedalieri sia alla luce dei decessi che del numero di guariti. Sono 410 in reparto, mentre 42 in terapia intensiva, 13 in totale i decessi di oggi, così suddivisi: 2 nel Cosentino, 2 nel Catanzarese, 3 nel Crotonese, 1 nel Vibonese e 5 nel Reggino. Ancora di coronavirus, intanto parliamo del nuovo commissario alla sanità per la regione Calabria, l'ex prefetto di Vibo Guido Longo, che questa volta torna in Calabria nelle vesti di nuovo commissario con ampi poteri. Dovrà rimettere in sesto il malato sistema sanitario calabrese. Credibilità istituzionale. Credibilità istituzionale significa che ognuno deve fare la sua parte e deve farla fino in fondo, senza se e senza ma, perché questo dà fiducia ai cittadini. Queste le parole pronunciate dal prefetto Longo quando guidava la prefettura di Vibo. Nel 2018 lasciò la Calabria per andare in pensione. Oggi ritorna nella veste di commissario alla sanità, un incarico delicato in un momento difficile per l'emergenza sanitaria in corso. Ma quali sono i compiti del neocommissario? Ecco alcuni punti della delibera con cui il governo ha affidato l'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro. Dovrà ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, completamento e attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti, definizione e attuazione delle reti cliniche specialistiche, monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali e ancora completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale, gestione ed efficientamento della spesa per il personale, della spesa per l'acquisto di beni e servizi, della spesa farmaceutica convenzionata e ospedaliera, definizione dei tetti di spese e dei conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie, conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria, programmazione degli investimenti per interventi di edilizi e tecnologici, nomina poi i commissari straordinari aziendali e verifica trimestralmente il relativo operato, approva gli atti aziendali adottati dai commissari
commissari straordinari al fine di garantire il rispetto dei LEA, adotta gli atti aziendali in caso di inerzia da parte dei commissari straordinari e adotta il programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19. Il commissario ad acta dovrà relazionare con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministeri affiancanti in merito all'attività svolta in esecuzione del mandato commissariale, ferme restando le verifiche trimestrali e annuali previste dalla normativa vigente. Una nuova sfida dunque per il prefetto Longo, che avrà il compito non facile di risollevare la disastrata sanità calabrese. Portiamo a casa un po' di cose. In primis la nomina del nuovo commissario, nella persona dell'ex prefetto di Vibo, Longo. È una persona per bene, profondo conoscitore della Calabria, che scorre sotto i nostri piedi. Un poliziotto dal curriculum gonfio di successi nella lotta alla mafia. Ma ci voleva uno come Longo. A dire il vero, però, andrebbe affiancato da chi conosce bene la materia, che sa dove mettere le mani, conosce le dinamiche del sistema sanitario, capisce di ospedali, reti e servizi da migliorare. Il governo forse ci darà una mano in questo, perché va bene la legalità, anzi è la precondizione per poter lavorare. Ma noi qui necessitiamo anche di molto altro. Se è vero che da oltre un decennio ci stracciamo le vesti per un sistema che non garantisce. Tutti i commissari che hanno preceduto Longo hanno saputo, diciamo così, fare una sola cosa: tagliare, depauperare, costringendo così i calabresi a curarsi fuori regione. Riuscirà Longo ad invertire il trend? Questa è la domanda, anzi la domandona. È chiaro che ci vorrà del tempo e che nessuno ha la bacchetta magica, ma bisogna cominciare, magari anche facendo un po' di pulizia nel sistema burocratico che rappresenta un vero e proprio cancro nel dai e vai del quotidiano sanitario calabrese. Non è in piena pandemia che si può costruire il futuro del servizio sanitario. Adesso l'imperativo è di gestire al meglio l'emergenza, ma subito dopo è urgentissima la rivisitazione, partendo magari dalla questione ospedali chiusi, che tradotto significa: e che ne facciamo? Così come è necessario capire il ruolo della medicina territoriale, che il Covid ha piazzato al primo posto della catena sanitaria, e senza dimenticare le assunzioni, rimaste ad oggi sempre e solo sulla carta. Insomma, può essere il primo giorno del nuovo corso. Ma i calabresi ci crederanno? Intanto la Calabria da domani sarà zona arancione. Cosa cambia per i cittadini? Resteranno alcuni divieti, anche gli spostamenti fra le regioni, aperti i negozi al dettaglio. Da domani la Calabria diventa arancione. È stato il ministro Speranza a firmare l'ordinanza che decreta il cambio di colore per la nostra regione, così come per Lombardia e Piemonte. Arancione vuol dire situazione ancora di emergenza, ma con una situazione leggermente migliorata nelle ultime settimane sul fronte dei contagi. Cosa è consentito e cosa invece non si potrà fare nella zona arancione? Intanto il Vademecum ricorda che è vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Didattica a distanza per le scuole superiori, dunque tornano in classe gli alunni fino alla terza media. Restano chiusi bar e ristoranti, l'asporto è consentito fino alle 22. Riaprono i negozi al dettaglio e le estetiste, vietati gli spostamenti tra regioni e comuni se non per necessità inerenti l'occupazione e la salute, chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, chiuse palestre, piscine, centri termali e centri benessere, sospesi eventi e competizioni sportive. Nessun cambiamento per quanto riguarda i trasporti pubblici, la cui capienza resta fissata al 50%, col passaggio dalla zona rossa alla zona arancione non cambia nulla. Anche per cinema, teatri e musei resteranno sospese le attività, così come le sale slot e bingo e i centri scommesse. Intanto le scuole calabresi aprono elementari e medie in presenza, mentre i pediatri scrivono ai sindaci del Cosentino e dicono: chiudete a dicembre. Suona di nuovo la campanella nelle scuole cosentine, soprattutto per i giovanissimi che hanno dovuto abbandonare la didattica a distanza per ritornare sui banchi di scuola. I cancelli si sono riaperti dopo che il sindaco Mario Chiuto ha deciso di non prorogare l'ordinanza comunale di chiusura delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e di quelle secondarie di primo grado fino alla prima media. Le scuole sono i posti sicurissimi. Noi abbiamo 1500 bambini. Su 1500 bambini abbiamo avuto 8 casi, cioè 0 praticamente, e tutti quanti casi venuti da fuori, cioè erano genitori, nonni, parenti,
eccetera. Nessun contagio che si è trasmesso fra bambino e bambino. C'è una prescrizione nazionale, la delibera regionale è stata annullata dal TAR, dunque non vedo perché io debba andare contro queste disposizioni, ha dichiarato il primo cittadino della città Abruzia. Si è acceso così un vero e proprio dibattito consumato per lo più sui social e sulle chat di gruppo tra genitori dei bambini, alcuni favorevoli alla didattica a distanza, altri alla didattica in presenza. Sono d'accordo perché con la scuola a distanza non va bene con la DAD, perché i bambini non riescono ad imparare. Già l'anno scorso hanno perso dei mesi, 4-5 mesi, e sono indietro. Mi obbligano a portare mia figlia a scuola e non è giusto. Io devo tutelare mia figlia. Datemi la posizione di poterla tutelare, di scegliere io mamma, se mandarlo o meno. I pediatri di famiglia della provincia di Cosenza hanno scritto una lettera aperta ai sindaci del territorio perché non riaprano le scuole. I medici, nonostante si dicono consapevoli della grande importanza che riveste la scuola per bambini e ragazzi, sottolineano come nell'ultimo mese siano quadruplicati i ricoveri in terapia intensiva e gli isolamenti domiciliari e che la riapertura delle scuole a ridosso delle vacanze di Natale potrebbe favorire la trasmissione del Covid e veicolerebbe il virus in ambito familiare. Intanto, nei giorni scorsi è partita una petizione online per chiedere che le scuole di ogni ordine e grado riaprano, offrendo però una didattica mista, dando cioè la possibilità agli studenti che vogliono restare a casa di seguire ugualmente le lezioni in DAD. Questo tipo di didattica mista non è prevista. Almeno non è prevista per le scuole dell'obbligo, poi la scuola superiore invece funziona. Bisogna dire ai genitori e ai mamme che il rischio c'è, ma c'è dappertutto e bisogna accettarlo con le regole, con la giusta predisposizione, senza isteria, ma il rischio c'è dappertutto. E fanno discutere anche le parole del ministro De Micheli sulla scuola. In aula anche di domenica è stata la proposta, ma all'interno dei plessi scolastici gli operatori chiedono di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano la quotidianità di alunni e famiglie. Ai nostri microfoni sentite la dirigente Assunta Morroni. È troppo facile dire che l'apertura della scuola deve cambiare, l'idea di aprire il sabato, la domenica, luglio, agosto. Vivere la scuola può dare indicazioni molto più precise, stare tutti i giorni quotidianamente all'interno del contesto può dirci cosa serve effettivamente ai nostri allievi. Per cui la mia impressione è che si dicano delle cose in maniera troppo veloce, senza riflettere effettivamente su quello che la scuola può offrire. In questo momento noi stiamo facendo una grossa fatica, siamo in una fase delicatissima, oggi sappiamo qualcosa, domani potrebbe essere tutto diverso ed è il motivo per cui tentiamo di fare il nostro lavoro in modo tale che una ricaduta sugli apprendimenti possa esserci in presenza o a distanza, a seconda dei casi. Si vedrà poi se è possibile trovare dei momenti di recupero, magari legati anche a delle fasi che in questo momento la scuola non ha mai utilizzato, ma sicuramente con l'opportunità di non creare allarmismi inutili e piuttosto agire nel quotidiano. Intanto l'ospedale di Acri avrà un reparto Covid, sarà attivo nella prossima settimana, potenziate le USCA i cui sanitari rafforzeranno le strutture di Villabianca ad Aprigliano e la divisione Covid di Cetraro. Questa è una struttura che è dotata di gas biomedicali, quindi sostanzialmente noi potremmo già nell'arco di 10 giorni essere inseriti come ospedale nel piano della rete dell'emergenza degli ospedali Covid. Così la settimana scorsa al nostro TG il sindaco di Acri, Pino Capalbo, mostrava alle telecamere le divisioni pronte e vuote del Beato Angelo, l'ospedale depotenziato negli ultimi 11 anni. Le parole del primo cittadino non sono cadute nel vuoto e da lunedì, così come proposto, il nosocomio della città della Sila avrà il reparto Covid. 15 posti letto attivati, in servizio ci saranno 2 medici già operativi ad Acri, i quali saranno supportati dai sanitari neoassunti dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, personale che di fatto ha rafforzato le USCA. Altri camici bianchi e infermieri entrati da poco in servizio nelle unità speciali di continuità assistenziali saranno destinati, secondo quanto si è appreso, anche a Villabianca, la RSA di Aprigliano, dove i positivi sono 26 e dove è presente al momento un unico medico, il direttore sanitario Mario Sprobieri. Lo stesso aveva lanciato un appello dai nostri microfoni. In questo momento c'è bisogno di infermieri
Io con un solo infermiere e un solo medico, perdonatemi, mi è difficile andare avanti. Il dottor Sprovieri, che da giorni non torna a casa, sarà coadiuvato da giovani colleghi. Personale delle USCA, medici e infermieri saranno destinati anche a Cetraro per il centro Covid, in cui i posti previsti in totale sono 30, una struttura che sembrava non dovesse riaprire a fine ottobre e sulla quale è arrivato il via libera dell'ASP a metà novembre. Intanto parliamo di politica e a Ruzzolo di Forza Italia è il nuovo presidente del Consiglio regionale. Attesi i risultati riportati, avendo constatato che è stata raggiunta la maggioranza dei voti dei consiglieri, proclamo eletto Presidente del Consiglio regionale della Calabria il consigliere Arruzzolo. Giovanni Arruzzolo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio, il nuovo presidente al posto di Tallini, eletto con 19 preferenze su 25 votanti, 6 le schede bianche. Arruzzolo, che ha preso subito posto al banco della presidenza, occupato provvisoriamente da Luca Morrone, guiderà il Consiglio regionale fino al termine anticipato della legislatura, che si concluderà con le elezioni regionali che dovrebbero svolgersi il 14 febbraio 2021 se non vi saranno condizionamenti legati allo sviluppo della pandemia di Covid-19. Sarà un presidente super partes e agirò affinché minoranza e maggioranza di questo Consiglio possano trovare punti di sintesi e di condivisione, ha detto Arruzzolo prendendo la parola. Poi nella seduta il Consiglio ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 sul quale ha relazionato in aula l'assessore Francesco Talarico. Adesso ci spostiamo a Catanzaro, dove c'è stato un sit-in questa mattina delle associazioni di categoria, dei movimenti e della società civile per protestare contro la gestione dell'emergenza sanitaria ed economica. Non è andato tutto bene, è la frase che si legge su alcuni cartelli esposti dalle associazioni di categoria, movimenti e associazioni cittadine riuniti nel patto per il territorio catanzarese. Questa mattina hanno attuato un sit-in in piazza Prefettura per dire basta a promesse disattese che rischiano di trasformare una chiusura temporanea in una saracinesca abbassata per sempre. Noi vogliamo dire basta a questo modo di gestire la cosa pubblica che nuoce fortemente alle imprese, che sono state messe nelle condizioni di cessare la loro attività e avere incassi zero dall'indomani. A fronte di questo il contraltare è stata la promessa del governo che entro il 15 novembre avremmo avuto dei ristori che per l'ennesima volta non sono arrivati. Sono un calabrese che volutamente è tornato in Calabria e in questo momento la Calabria è stata mortificata da tutti, soprattutto dal governo centrale. Il dato sulla sanità e il mancato raggiungimento dei LEA impatta direttamente sul PIL della Calabria, è stato sottolineato nel corso della manifestazione, un sit-in per esprimere anche disappunto sulla gestione dell'emergenza da parte del governo e della regione. Che la Calabria non è quella che è stata in questi giorni rappresentata in televisione, non è quella che è stata rappresentata dalla nostra politica. Ebbene, la Calabria è fatta di tantissimi elementi e di intelligenze che vengono esportate e là dove arrivano riescono a creare situazioni meravigliose e situazioni intellettuali importanti. Noi avremo bisogno più che di manager esterni e di manager che arrivano da altre regioni, avremo forse bisogno di riportare nella nostra terra le intelligenze che, ahimè, la miseria e l'impossibilità di sviluppo hanno fatto sì che partissero e purtroppo abbandonando il nostro territorio. Parliamo adesso di cronaca, 5 milioni messi in alcuni bidoni interrati in giardino, la scoperta nella Locride dei carabinieri nel corso di una perquisizione effettuata a seguito dell'arresto di 2 persone che trasportavano 17 kg di cocaina. Quelli che vedete sono dei bidoni, in tutto 6, la novità chiaramente non è questa, semmai la notizia è un'altra, e cioè che i carabinieri dentro quei bidoni hanno trovato la bellezza di 5 milioni di euro. Questo è il risultato finale di un'operazione che era cominciata qualche ora prima ad Ardore, quando i militari hanno individuato 2 persone, un 24enne e un 32enne, ognuno a bordo di una macchina diversa.
Le due autovetture però procedevano lungo la strada statale 106 accostate e questo ha indotto i carabinieri a fare degli ulteriori controlli. Hanno bloccato i due e hanno perquisito le autovetture. Nella macchina del 24enne sono stati rinvenuti 17 kg di cocaina. Da lì sono partite poi le perquisizioni domiciliari. In una di queste sono stati trovati i bidoni che avete visto ad inizio servizio e ovviamente questa somma di denaro davvero impressionante, 5 milioni di euro. I due sono stati, dopo le prime formalità di rito, associati nelle camere di sicurezza dei carabinieri del gruppo Locri in attesa di essere trasferiti nel carcere della città ionica. L'indagine della procura di Locri ovviamente potrebbe avere ulteriori sviluppi. C'è la massima riservatezza, infatti non sono state nemmeno rese note le generalità dei due arrestati. Gli arresti di oggi, con il rinvenimento di 17 kg di cocaina e oltre 5 milioni di euro, si inseriscono nel servizio di controllo del territorio che l'Arma svolge costantemente nell'area della Locride, una zona interessata e connotata storicamente dalla presenza della criminalità organizzata. Quest'anno la 24esima giornata della colletta alimentare cambia la forma ma non la sostanza. In tempo di pandemia cambia anche il modo di donare per il banco alimentare, che però si protrarrà fino all'Immacolata. Ci spiega come contribuire Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare Calabrese. Quest'anno di fronte ai supermercati non troverete i nostri volontari con le casacche gialle ad accogliervi. Abbiamo però deciso di fare il gesto della colletta in maniera diversa, proprio per rispettare le norme sanitarie di sicurezza. Allora, com'è possibile aderire a questo gesto? Troverete nelle casse dei supermercati delle card attraverso cui potete fare una donazione di 2, 5 o 10 euro. Queste donazioni messe insieme saranno poi convertite in prodotti alimentari non deperibili, quali legumi, tonno, pelati, olio, alimenti per l'infanzia e poi, come al solito, distribuiti agli enti che si occupano dei più bisognosi. Cambia pertanto la forma, ma non la sostanza. Il periodo sarà anche più lungo, non più una sola giornata, ma fino all'8 dicembre sarà possibile riusare anche le stesse card. Troverete le card, a parte che nei supermercati, anche online, collegandosi sul nostro sito, dove è possibile anche fare la spesa e donarla in maniera online. Questo è sicuramente il contributo alla giornata internazionale dei poveri indetta dal Papa, il cui titolo è molto significativo: tendi la mano al povero. Si tratta allora, in un momento difficile, di essere veramente più attenti e di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Parliamo invece adesso di calcio, iniziamo dalla sfida di questo pomeriggio dove c'è il quarto KO consecutivo per la Reggina che perde di misura contro il Monza. Parte la rimonta per il Monza che all'Au Power Stadium, sotto lo sguardo dell'amministratore delegato Galliani, centra per la seconda volta di fila i 3 punti casalinghi, battendo la Reggina e abbozza il rilancio nei quartieri alti della classifica, con una gara da recuperare mercoledì contro il Vicenza. Motta Carvaio firma il gol partita, mentre Boateng spreca dal dischetto l'occasione del raddoppio. La squadra di Toscano invece sprofonda in classifica, complice i 4 KO consecutivi. Eppure nel primo tempo entrambe le squadre hanno giocato sul filo dell'equilibrio, gli Amaranto bravi a difendersi e a ripartire in contropiede, mentre la squadra di Brocchi ha provato in più occasioni a sbloccare il risultato. L'azione più importante è nel colpo di testa mancato di Ghietier, a pochi passi dalla porta di Plizzari. Finisce a reti inviolate la prima frazione di gioco, nella ripresa però i calabresi restano in inferiorità numerica per questo fallo di Floruscio su Barberis che gli costa il secondo giallo. I brianzoli allora prendono coraggio e spingono sull'acceleratore, così passano in vantaggio con un colpo di testa di Denimota su corner di Barberis. Reggina sotto di un gol e di un uomo che fatica a reagire e 2 minuti dopo ancora l'autore del gol si procura la massima punizione anticipando Plizzari in uscita. Non sembra esserci contatto fra i due, ma per Robilotta non ci sono dubbi
Prince Boateng si presenta sul dischetto ma si lascia ipnotizzare dall'estremo Amaranto e spreca il raddoppio. Poi ancora il Monza colpisce la traversa al 63esimo con Carlos Augusto. Il suo cross potente diventa un tiro imparabile per Plizzari, ma è la traversa interna ad impedire il raddoppio. A fine gara i lombardi gongolano e la regina trema. Domani invece ci sarà il Cosenza in casa che ospiterà al Marulla la Salernitana. Posticipo col botto per il Cosenza che al Marulla ospita la Salernitana. Domani sera alle 21 la squadra di Occhiuzzi, reduce dalla bella prestazione di Coppa Italia con il Parma, sfida in casa la formazione di Castori, vice capolista del girone, ma che con un successo proprio sui calabresi potrebbe portarsi in testa. Nessun timore reverenziale, predica Occhiuzzi nel pregara. Il tecnico ha studiato a fondo gli avversari e potrebbe affidarsi in attacco a Carretta in coppia con Baez, supportati sulla tre quarti da Balulì. A centrocampo sulle due fasce potrebbero agire Bittante e Vera con Bruccini e Sciaudone interni. In difesa davanti al portiere Falcone la difesa a 3 potrebbe essere formata da Tiritiello, favorito su Schiavi, Idda e Legittimo. Noi cerchiamo di portare avanti il nostro credo calcistico, che è quello che soprattutto nelle ultime uscite si sta vedendo di più per quel discorso di crescita. Dobbiamo cercare di confermare sempre di più le nostre caratteristiche, mettere in campo ciò che siamo. Ovviamente le dobbiamo plasmare per quello che l'avversario ti dice la domenica. Ogni avversario ti dice un qualcosa, delle caratteristiche, e il tuo credo, il tuo modo di approcciare le gare deve essere sempre quello che conoscete benissimo. Poi magari lo vai a mettere in atto contro l'avversario di turno. Castori è dalla sua due ex importanti che a Cosenza hanno lasciato il segno, come Casasola e Gennaro Tutino. Da allenatore cambia perché devi gestire tu l'umore del gruppo, devi gestire tu le tensioni e soprattutto devi dare molto equilibrio in queste partite e spingere ad andare oltre, perché per me, soprattutto in queste gare, ma ogni gara, devo cercare di spingere questi ragazzi ad andare oltre, perché per noi è importante ogni gara andare oltre ogni cosa. E parte oggi una nuova rubrica nel nostro telegiornale a cura di Rosalba Baldino. Vi proporremo un libro a settimana, ospite della prima puntata lo scrittore Domenico Dara. La Calabria è una terra che va raccontata e scoperta, deve pensarla così anche una delle voci più potenti della narrativa calabrese italiana contemporanea. Parliamo di Domenico Dara, originario di Catanzaro, trapiantato in Lombardia per lavoro. Il suo ultimo libro si chiama Malinverno, edito da Feltrinelli. Ambientato in Calabria, come tutte le sue opere fa vivere i nostri luoghi. Il nostro primo consiglio di lettura per Bookmania, la grafica della rubrica curata da Piero Arena, ma vi lasciamo proprio con l'autore. La storia di Malinverno è ambientata a Timpamara, un paese calabrese che è importante, famoso, conosciuto perché c'è un macero. Lì a Timpamara i libri arrivano per morire e quel luogo condiziona la vita del paese, perché gli abitanti di quel paese si chiamano con i nomi dei personaggi di carta. Quindi se vi trovate a passare a Timpamara conoscerete Maupassant, Victor Hugo, Gargantua e Pantagruel, e conoscerete soprattutto Astolfo Malinverno, che è il bibliotecario di Timpamara, un uomo solo e zoppo, e la sua vita è condizionata dalle letture. Lui ama leggere e arriva spesso a confondere la realtà e la fantasia. Un giorno all'improvviso Malinverno riceve anche l'incarico di essere il guardiano del cimitero di Timpamara, e quindi la sua vita si divide tra il camposanto e la biblioteca. La mattina apre il cimitero, il pomeriggio apre la biblioteca, e proprio nel cimitero avviene ciò che non immaginerebbe mai, perché un giorno, mentre esplora i sentieri di questo luogo nuovo per lui, la sua attenzione è catturata da una donna, dalla foto di una donna su una lapide, una donna bellissima, e ciò che lo incuriosisce è il fatto che di questa donna non ci sia il nome, non c'è il cognome, data di nascita, di morte, nulla, solo una fotografia. E poiché in quel periodo Malinverno sta leggendo Madame Bovary, lui si convince che una donna è Madame Bovary, si innamora di Madame Bovary, e la sua
storia sarà quella di scoprire i segreti e i misteri che si nascondono dietro quel volto misterioso. Vediamo adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Nel corso del fine settimana l'arrivo di un vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Africa causerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo e saranno nuovamente i versanti ionici ad esserne maggiormente interessati. Il passaggio della perturbazione sarà abbastanza veloce, ma il fronte in transito causerà un marcato peggioramento con piogge anche a carattere di rovescio temporale. Inoltre il rinforzo dei venti dai quadranti meridionali causerà un aumento del moto ondoso, in particolare sul Mar Ionio. Domani al mattino residua instabilità sulla Calabria settentrionale, ma in rapido miglioramento. Altrove nubi sparse. In serata nuovo veloce aumento della nuvolosità con possibilità di piogge. Temperature stazionarie. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mosso il Mar Tirreno, molto mosso a tratti agitato il Mar Ionio, con venti tra moderati e forti di direzione meridionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.